Buoni lì. Ciao a tutti pedoroli. Eccoci qua con le mie due belle bestioline. Volevo presentarvele. Che sono qua che litigano. State tranquilli. Che volevo presentare. Allora, la giallina si chiama Fondina. Quello verde si chiama Bibo. E sono le nostre due bestioline che non stanno buoni un minuto. Vabbè. E niente, volevo solamente farveli vedere. Adesso ritorniamo al nostro gameplay. Ciao a tutti. Eccoci qua, il cavolo gameplay era l'annuncio. Allora, vediamo un po', con questo annuncio, vediamo un po' quali sono un po' i miei obiettivi. Allora, il più importante, volevo proporvi una cosa. Praticamente io volevo calcolare un pochettino, diciamo, il tasso di interesse degli utenti che sono iscritti da me. Per fare ciò vi chiederei cortesemente, se ne avete voglia, se comunque approvate l'idea, di scrivere in un unico commento, cioè, per favore non due o tre dello stesso nick, scrivendomi bene o male cosa segue di preciso nel mio canale. Cioè, anche cioè, non dire Warcraft, magari mi dici preferisco più multiplayer che le campagna, preferisco più la campagna di Shogun rispetto al multiplayer di Shogun, preferisco più Shogun di Warcraft, eccetera eccetera eccetera, in maniera tale da permettermi di ottimizzare un pochettino i caricamenti. Cioè, se vedo molti utenti che prediligono un ramo piuttosto che un altro, caricherò più di quella parte lì, più di quelle cose lì che preferite piuttosto che altre. Mi sembra una buona cosa per migliorare poi il canale, insomma. E questa è una cosa. La seconda cosa che volevo dirvi è volevo un po' aggiornarvi un pochettino sui progetti, sull'andamento dei progetti attuali che sto facendo, insomma. Per quanto riguarda Warcraft vado avanti così, ogni tanto ne carico qualcuno di capitolo della campagna, e adesso mano a mano che vado avanti nelle campagne il difficile è sempre più tosta, quindi ci metto un pochettino di più a completarla, e in maniera che venga fuori bella, perché la completo, cioè ce la faccio completare sempre le missioni, però delle volte capita che le faccio un po' male, quindi non mi va di caricarle così. Poi, mentre invece multiplayer ne metto una tantum, se vi piacciono molto cercherò di metterle di più. E per Warcraft siamo a posto. Per quanto riguarda Shogun, la campagna Fall of the Samurai adesso la porto avanti un pochettino di più. La campagna Ojo è molto difficile, col fatto che adesso sono molto impegnato in Real, faccio fatica, cioè devo giocarla molto prima di poterla caricare, per cui faccio un po' fatica a portarla avanti in questo periodo, per cui la tengo un attimo in sospeso, la riprenderò un po' più avanti, quando sarò un po' più tranquillo. I multiplayer li continuerò a fare così una tantum. Se voi predilite quelli piuttosto che le campagne, ne metterò di più, insomma. Is Devotin Felgan vado avanti, ovviamente, perché vedo che comunque lo gradite come gioco, per cui ci metto solo un pochettino a caricarlo per via delle traduzioni, per cui è una cosa che ci tengo a fare, anche se dite che sono matto, o comunque se mi dicono che sono matto, però è una cosa che ci tengo, io sono un tipo ordinato, per cui a me piacciono le cose fatte in una determinata maniera, se no preferisco non caricarle. Adesso ovvio dite, i primi video facevano cagare, però li stavo maturando, stavo crescendo, quindi adesso penso di essere arrivato comunque a un buon punto, poi devo ancora fare di strada, ne voglio. Poi andiamo avanti, di Eredan vanno avanti i bollettini settimanali, adesso comincerò a fare un pochettino più di mazzi, far vedere un pochettino più di mazzi. Il discorso è che per farli ci vogliono parecchi cristalli, perché io comunque li faccio vedere al top cioè per quello che mi compete, per quello che è la mia esperienza, come li considero top con quella casta, con quella gilda, con quel tipo di personaggi. Per cui mi ci vuole un pochettino ad accumulare i cristalli e quindi sono molto lento a farli. Il discorso è che se c'è qualcuno che comunque gioca, che mi sta seguendo e che gioca comunque da un po' e ha dei mazzi che girano bene, che sono comunque da considerare top, comunque che me li vuole proporre, io ci faccio una partita, valuto un pochettino come il mazzo e poi ci si mette d'accordo in privato, cioè, ovviamente me lo scrivete in privato, non nei commenti, perché i commenti non è che delle volte me li segno, delle volte no, quindi per cui ci si mette d'accordo in privato e poi dopo ovviamente dico che non è mio, che è vostro, poi si vedrà, cioè, si vedrà anche, però comunque lo commento io, dico cosa ne penso, eccetera eccetera eccetera. Quindi per il discorso dei mazzi così, la storia la comincerò a breve, sto solo finendo di organizzarmi, vedere un po' come farla, e la storia di Erdan parlo e basta. Poi per adesso penso che non ci siano altre cose per quanto riguarda Erdan.
Di altri progetti, Worms adesso andrò avanti la sfida con col Marchino, e poi qualche volta metterò qualche partita, visto che me l'avete richiesto nella partita che ho caricato. È comunque un bel gioco, solo che le partite sono un pochettino lunghe, quindi cioè, nel senso non è che sono sempre a senso unico e quindi veloci. Tipo quello che ho caricato 27 minuti, cioè, ci ho messo una valanga di tempo per produrlo, però vabbè. E in ogni caso comunque ogni tanto la metterò se vi piace. Poi di altro, cosa, non direi che non c'è altro. No, non c'è altro. Poi, un'altra cosa che volevo dirvi con questo annuncio è che comunque se vi piacciono i miei video, se pensate che comunque sia uno youtuber valido, se, non sarebbe male che se condividete, cioè che condividiate i miei video anche sugli altri social network in modo tale da farmi un pochettino più conoscere, se vi va, se mi ritenete degno di questo onore. Per cui se lo fate vi ringrazio, continuate a commentare, come dico sempre, cioè, contribuite molto alla mia crescita, il fatto di dire cosa ne pensate sia in positivo che in negativo, io risponderò sempre in maniera civile e corretta, non mi vedrete mai rispondere male, anche se mi dite i tuoi video fanno cagare. Per cui niente, se non rispondo qualche volta e avete bisogno di quello che mi chiedete, può capitare che delle volte YouTube non ti segni il commento e me lo posso perdere. Se vedete che non vi rispondo per una settimana e passa, scrivete in privato, cerco di rispondere sempre a tutti. Per cui, oppure, cioè, non è che lo faccio con cattiveria, questo che voglio dire. Anche su Steam io accetto le amicizie, però anche lì se non rispondo vuol dire che non sono al computer. Cioè, quando non rispondo non è per cattiveria, anche su Facebook, se mi perdo un messaggio perché sono un po' incasinato, risollecitatemi, non pensate che non vi rispondo perché me la tiro, perché sono stronzo. Questo ci tenevo a farvelo capire. Per il resto direi che stiamo andando bene, anzi cazzo siamo 1120 iscritti e non pensavo, cioè da dicembre che ho aperto il canale, adesso grazie un po' anche alle pubblicità, però bene o male vedo che mi seguite, mi continuate a seguire, mi sostenete, per questo vi ringrazio molto, per cui direi che per questo annuncio è tutto, vi ringrazio per l'attenzione e alla prossima. Ciao a tutti Federoli.